Tutto pronto ora per la quarta corsa dall'Arcoveggio, un reclamare sul miglio, 11 al via, Umimma, Virtual OP, Toscano BF, Ultra Lady Grad, Per Bibi, Viola Orsini. In prima fila, in seconda, Silver Starfier, Ramsete del Don, Sognatore Adri, Vento degli Ulivi, Vien Rose. Favori per Umimma in chiusura che cala sotto la pari, nettamente sotto la pari, 1,76 in questo momento, numero 1 di Maurizio Cheli. Macchina che comincia ad accelerare. Partiti con Ultra Lady Grad veloce insieme a Viola Orsini. Ultra Lady in vantaggio, Viola Orsini attacca subito con decisione, sarà sotto Umimma. Insiste Viola Orsini, va su Ultra Lady Grad che difende però la posizione. Viola Orsini costretta all'esterno, insiste da un attacco deciso al battistrada. I primi 200 in 14,6, insiste al largo Viola Orsini. Non trova però, non riesce però a passare e nemmeno a scavarsi un posto alla corda e quindi prosegue nella lotta con Ultra Lady Grad. Se ne va un quarto velocissimo in 29,2 con 14,6 di secondo parziale. In vantaggio Ultra Lady Grad, Viola Orsini rimane all'esterno e a questo punto deve adeguarsi perché Ultra Lady Grad ovviamente corre davanti. In terza posizione in corda c'è Virtual OP, mentre per corsie esterne c'è Toscano BF, l'altro di scuderia con Ultra Lady Grad. Viola Orsini ora non attacca più, rimane a contatto comunque di Ultra Lady Grad quando se ne vanno i primi 800 in 1 minuto Numero e 2 10, decimi. La Vento degli squalifica intanto Ulivi, per Vento degli Ulivi, squalificato. mentre all'esterno c'è la progressione di Ramsete del Don che va in terza corsia, cerca di anticiparlo Umimma quando siamo al chilometro. 1,16,1, Umimma scatta in anticipo su Ramsete del Don, sorvola in breve Viola Orsini, va su Ultra Lady Grad, i due seguiti da Sognatore Adri. Tanto continua la progressione anche di Ramsete del Don e siamo l'errore Numero intanto di 9, Sognatore Adri Sognatore Adri, con Umimma che è squalificato. in vantaggio, Ultra Lady Grad in calo, avanza anche, è in seconda posizione intanto Ramsete del Don. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Umimma in netta evidenza, Ramsete del Don in seconda posizione. Prova anche all'attacco Ramsete del Don nel finale, Umimma deve essere sostenuta, Ramsete del Don ci crede e ci prova sul traguardo. Umimma e Ramsete del Don molto vicini, poi al terzo finisce Sognatore Adri, ma forse è squalificato e quindi dovrebbe essere Vien Rose, ma aspettiamo naturalmente. Non siamo sicuri che Sognatore Adri sia stato squalificato. La vittoria invece in foto fra Umimma e Ramsete del Don, la favorita e uno dei più e dei meno attesi, vale a dire Ramsete del Don sul traguardo. Probabilmente Ramsete del Don mette qualcosa davanti a Umimma, ma aspettiamo anche in questo caso foto strettissima per designare il vincitore di questa quarta corsa.